Salve, sono Vincenzo Ingrasci, coautore con gli antropologi Semi Migliore e Margaret Dorazio Migliore del saggio Da Milocca a Milena, il ruolo dell'antropologo nella storia comunitaria. Questa è una puntata della rubrica Storie da raccontare dell'Associazione Culturale Curia di Milena e qui parliamo di Charlotte Gover Chapman, antropologa che sul finire degli anni 20, dal 1928 al 1930, ha svolto il suo studio de visu nell'allora Milocca. Io andrò a leggere dei passi che strettamente riguardano la figura di questa studiosa, tratti proprio dal libro citato poc'anzi. Charlotte Day Gover nacque a Kankakee, Illinois, una cittadina situata a circa 60 miglia a sud di Chicago, il 5 maggio 1902 e morì a 80 anni il 21 settembre 1982 a Washington District of Columbia. Questo video è importante farlo nel 2022 perché quest'anno le date che riguardano la nascita e la morte della studiosa sono date, come dire, a cifra tonda. Praticamente il 5 maggio cadeva il 120° anniversario della nascita, così come lo scorso 21 settembre cadeva il 40° della sua morte. Nel campo degli studi si specializzò in psicologia allo Smith College e ricevette la laurea a breve. In quel periodo la sua intenzione era di intraprendere la carriera di medico, ma durante gli studi allo Smith College completò un corso di antropologia. Il corso stimolò l'interesse verso l'antropologia. Nel 1923 pubblicò un saggio di antropologia fisica dedicato alla morfologia dell'apertura nasale nel genere umano moderno. L'anno seguente, nel 1924, la Gover si iscrisse al programma di laurea master in antropologia del Dipartimento di Sociologia e Antropologia dell'Università di Chicago. Charlotte Gover ottenne la laurea master nel 1926. Immediatamente dopo aver completato il master, iniziò il dottorato di ricerca nel programma di antropologia, sempre della Università di Chicago. Per la sua dissertazione, la Gover effettuò la ricerca presso la comunità siciliana nella zona di Chicago, concentrandosi in maniera specifica sul ruolo della religione e dei santi patroni nella vita dei siciliani. Nel 1928 l'Università di Chicago conferì 2 dottorati di ricerca in antropologia a Robert Redfield per il suo studio sulla vita contadina in Tepoztlán, in Messico, e l'altro a Charlotte Gover per la sua dissertazione Il patrono soprannaturale nella vita dei siciliani. La Gover fu la prima donna a ricevere un master in antropologia a Chicago. Essa fu anche una dei pochissimi antropologi negli Stati Uniti a ricevere il dottorato per uno studio che esplorava temi nell'area del Mediterraneo o del vicino Oriente. Nonostante fosse ancora una giovane studiosa, era riuscita a raggiungere risultati importanti oltre ad ottenere le necessarie credenziali. Era ad esempio riuscita a farsi pubblicare, questo è fondamentale per la carriera universitaria, a partecipare a conferenze e presentarvi dei saggi. E ha fatto parte anche di alcuni comitati sempre nell'ambito universitario, e quando le venne conferita la laurea nell'ottobre del 1928 la Gover era già in Sicilia.
In Sicilia la Gover condusse a Milocca 18 mesi di ricerca etnografica diretta. Scelse Milocca dietro suggerimento di uno dei suoi informatori e istruttori linguistici a Chicago. Quest'uomo era originario di Grotte, una cittadina a poca distanza da Milocca. Conosceva la zona e fu in grado di fornire una lettera di presentazione alla Gover per il suo arrivo nella comunità. Nel 1928 Charlotte Gover ebbe un incontro con il prefetto Cesare Mori al suo arrivo a Palermo e ottenne una lettera di presentazione da mostrare alle autorità locali di Milocca. Arrivò in treno a Grotte e coprì a dorso di muro il resto della distanza per Milocca. Anche se all'inizio la Gover era abbastanza apprensiva riguardo il suo soggiorno in una comunità così isolata, dopo aver letto la lettera del prefetto Mori, il podestà mandò a chiamare la levatrice e le disse che da ora innanzi sarei stata ospitata nella grande stanza sul davanti della loro casa di famiglia, prospiciente alla piazza, e che sua madre avrebbe cucinato i miei pasti, e così si doveva fare. Ma presto si rese conto che la lettera del prefetto Mori e la sua relazione con la famiglia Angilella avrebbero portato conseguenze sia positive che negative. La lettera di Mori aveva creato sospetti sul vero motivo della sua visita a Milocca. La gente infatti non era convinta con certezza che fosse una studiosa e non una spia, anche per lungo tempo dopo il suo ritorno negli Stati Uniti. Nel 1930, poco dopo il suo ritorno dalla Sicilia, Charlotte Gover lavorò all'Università del Wisconsin come assistente di antropologia fisica. Anche se indicata come antropologa fisica, la sua attività di docente comprendeva corsi di antropologia culturale e sociale. Molti degli iscritti per Milocca a Sicilian Village furono preparati quando la Gover lavorava all'Università del Wisconsin. La Gover iniziò a lavorare a Milocca Sicilian Village nel 1930 e completò una versione integrale del manoscritto nel 1935. Una volta completato, la Gover sottopone il manoscritto alla University of Chicago Press per la pubblicazione. Dopo quasi 2 anni di ripensamenti, la University of Chicago Press declinò l'offerta di pubblicare il manoscritto. La Gover sottopone allora il manoscritto alla University of Wisconsin Press. Le lettere di sostegno non ebbero comunque successo, anche l'Università del Wisconsin rifiutò di pubblicare il manoscritto. Milocca Sicilian Village apparve finalmente in stampa con la Schenkman Publishing Company nel 1971. Una edizione britannica con l'inclusione di qualche nuovo materiale fu pubblicata 2 anni dopo. La vita di Charlotte Gover nel campo dell'antropologia non fu immune dagli effetti di alcuni fenomeni.
Ma i tardi anni 30 erano un periodo difficile per gli antropologi, particolarmente per le antropologhe che cercassero impiego negli Stati Uniti. La Gover fece domanda di assunzione e riuscì ad assicurarsi un incarico alla Lingnan University a Canton, in Cina, per 3 anni. Mentre i giapponesi attaccarono ed occuparono Canton poco dopo l'arrivo della Gover in Cina. La Gover lavorò come volontaria all'ospedale per i profughi che fu rapidamente costruito nel territorio del complesso universitario. A Hong Kong la Gover riprese il suo incarico di preside delle donne alla Lingnan University. Entro breve tempo anche Hong Kong cadde nelle mani dei giapponesi. Charlotte Gover fu rilasciata nel 1942 come parte dello scambio di prigionieri e rientrò negli Stati Uniti. Il 6 gennaio del 1943 scrisse una lettera di raccomandazione a favore il dottor Robert Hutchins della domanda di assunzione presentata da Charlotte Gover al US Marine Corps. La Gover salì rapidamente al rango di capitano e in seguito di maggiore nella riserva femminile del Marine Corps, dove essa lavorava come direttrice dell'addestramento. Dopo la guerra, nel 1946, la Gover tornò brevemente in Cina e alla Lingnan University per occupare la posizione di capo del Dipartimento di Sociologia. Charlotte Gover era una dei vari antropologi che lavoravano direttamente o indirettamente con l'ufficio servizi strategici e in seguito con la CIA. Quando Milocca Sicilian Village fu dato alle stampe nel 1971, la Gover, adesso Chapman, era uscita completamente dal campo dell'antropologia. Vari fattori contribuirono a fare sì che la Gover non potesse diventare una figura di spicco nella disciplina. Per esempio il ritardo di 36 anni nella pubblicazione del suo manoscritto. Anche il fatto che essa non pubblicò nessun lavoro antropologico durante gli anni precedenti e durante gli anni successivi alla pubblicazione della etnografia su Milena. Comunque stanno le cose, Charlotte Gover ha reso famosa la cittadina di Milocca, poi divenuta Milena. Il manoscritto della Gover Chapman è diventato un punto di riferimento per gli aspetti della vita e della storia di Milocca come documento disponibile in tutto il mondo. Questo concetto che lei ci ha fatto conoscere nel mondo intero l'ho sintetizzato io stesso su richiesta di Sam Migliore in una piccola poesia che nella mia produzione prende il significato di microismo, che sarebbe, tra virgolette, una sorta di quartina fratta. La poetica della vita contadina, Charlotte Day Gover Chapman, portò al mondo intero vicina. Lo scibile postero al luogo chiama.